preparare queste slide per due semplici motivi. Uno, dimostrare con i dati alla mano che il piano sociosanitario regionale partorito nel 2012 oggi fa fatica a reggere, anche per le cose che diceva Stefano poc'anzi. Lo scopo, il secondo scopo, è quello di fare noi un salto di qualità, cioè essere capaci di mettere in campo un conflitto che abbia però la capacità di superare la difesa dell'ospedale. Oggi gli unici movimenti presenti in regione sono proprio movimenti in difesa dell'ospedale del proprio paese. E io credo che il salto di qualità dipende da tutta una serie di condizioni. Quindi parto con la prima. Zaia, all'indomani del parto delle schede di dotazione ospedaliere e territoriali, affermava che siamo di fronte ad una riforma epocale. Secondo me invece siamo di fronte al fallimento. Per quale motivo? Allora, premessa con alcune curiosità. La prima, noi sappiamo tutti che il piano sociosanitario del 2012 purtroppo viene gestito, viene partorito con notevolissimo ritardo. Infatti l'ultimo piano sociosanitario regionale triennale è quello del 94-96. Questa regione purtroppo ha sempre concretizzate le politiche sociosanitarie a colpi di delibera della giunta regionale. Poi ho voluto mettere quel titolo, me l'ha dato un funzionario, ex funzionario, che ha lavorato molto bene sulla questione del project financing, scrivendo a Zaia una lettera con questo titolo: Roma ladrona o Veneto mona, sapendo che poi, mi perdonerete se insisto su Venezia, sulla USU 12 perché è quella che conosco bene, ma la USU 12 ha fatto da apripista ai famosi project financing e abbiamo dimostrato con i conti alla mano che erano progetti financing capestri, senza dimenticare l'ultima oscenità, proprio perché questi progetti financing servivano ad alimentare un consenso politico elettorale. Però purtroppo ci rimette il cittadino a partire anche dal centro protonico. Il centro protonico fortunatamente è stato bloccato, però c'è un contenzioso di 80 milioni che ovviamente verranno detratti dal finanziamento alla regione. Altra curiosità, come vedete non è possibile che la Lega Nord si chiami fuori dalle politiche che non hanno proprio funzionato. Gli ultimi 4 assessori dal 2005, assessori alla sanità, sono tutti della Lega, con i relativi titoli di studio per meglio dimostrare con quale capacità, a partire dall'ultimo di Luca Coletto. Terza curiosità, 2 anni fa, ancora una volta purtroppo, il governatore della regione nomina i 21 direttori secondo lo schema dello Skole-System, per cui ci dividiamo i posti dei direttori generali con il solito metodo, lasciando a uno del centro-destra, per far vedere che sono democratici, e come sempre gli assegnano una delle USL più sfigate. Oggi attualmente c'è poi il solito direttore generale, il dottor Orsini, che adesso dirige la USL di Adria. Come dicevo, finalmente si legifera dopo anni a colpi di delibere della giunta regionale. Nel 2012 si approva la legge del piano sociosanitario regionale. Noi abbiamo avuto da ridire perché non era possibile che ci fossero soltanto gli enunciati, cioè soltanto la poesia, e la ciccia mancava, perché noi per ciccia intendiamo le dotazioni ospedaliere e le dotazioni territoriali
che ahimè vengono approvate l'anno successivo. Allora qual è il punto? Siamo di fronte ad una vera razionalizzazione della rete ospedaliera? Siamo di fronte ad un potenziamento del territorio? Siamo di fronte alla realizzazione finalmente dell'integrazione tra il sanitario e il sociale? Io penso assolutamente di no. Quindi partiamo dalla questione ospedaliera. Come vedete, man mano nel corso degli anni il numero dei posti letto diminuisce sempre di più. È un problema? Diventa un problema nel momento in cui il taglio dei posti letto, la cosiddetta, loro la chiamano razionalizzazione, non risponde ai bisogni della popolazione. E quindi ad oggi cosa è successo? Noi non sappiamo proprio quali sono le motivazioni per cui c'è stato un taglio drastico di 1500 posti, perché non corrispondono ad una realtà. Io ho portato l'esempio della USL 12, ma com'è possibile che in un'intera USL ci siano soltanto 2 posti letti di dermatologia? Ma com'è possibile che in un ospedale, l'abbiamo verificato, oncologia, la città di Venezia è quella a più alto tasso di patologie tumorali, mettono soltanto 4 posti? Per cui è chiaro che siamo in presenza di un taglio secco lineare. Però sappiamo che cosa? Che oggi tutti i posti letto purtroppo ahimè sono occupati, anche quelli del cosiddetto letto di appoggio, per cui, che ne so, un esempio, ho un problema urologico, non trovo posto in urologia, mi mettono in oculistica. Ad oggi anche i posti di appoggio sono saturi e deve ancora iniziare la stagione delle patologie influenzali, per cui oggi noi assistiamo al fatto che tutti gli ospedali sono completamente saturi. Questo cosa comporta? Comporta un aumento della mobilità. Cioè, se non trovo posto all'ospedale di Padova, vado a quello di Venezia, vado a quello di Vicenza, ma non solo una mobilità all'interno della regione, ma anche una mobilità all'esterno. Tutte le questioni, per esempio, dei casi tumorali, tanti preferiscono andare ad Aviano, non perché ad Aviano ci siano più specializzazioni, più capacità, ma perché le oncologie sono tutte sature. Cosa succede? Diminuisce il personale, questo è un altro bel problema. Non è possibile condurre servizi ospedalieri territoriali facendo diminuire sempre di più il personale con il blocco del turnover. Altra questione, si va ricoverati in ospedale, che ne so, per un intervento all'anca, al femore, e anziché uscire dopo 3-4 giorni post operatorio, purtroppo ci rimani là, perché la carica batterica purtroppo sta aumentando notevolmente, proprio perché le sale operatorie stanno diventando catene di montaggio. Poi i conflitti tra i comuni, l'abbiamo visto anche nella provincia di Venezia, i sindaci si scannano tra di loro per avere l'ospedale di Campanile. Questo è il dato per quanto riguarda la questione dell'assistenza ospedaliera. E Zaia ci aveva detto: io taglio i 1500 posti letto in ospedale, però vi garantisco un'aggiunta di posti letto sul territorio. E diceva che il piano doveva reggersi su 2 pilastri: l'assistenza ospedaliera, l'assistenza territoriale. Abbiamo visto che l'assistenza ospedaliera purtroppo con i tagli non sta funzionando al meglio. Abbiamo modalità per cui sulla carta va bene, c'è un servizio sociosanitario che sappia garantire risposte 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Se io ho un problema al catetere, se ho otturato il catetere oggi che è domenica,
basta chiamare il distretto, mi manda l'infermiere e la cosa è fatta. Invece no, si va ovviamente a staturare i servizi di pronto soccorso. E ci dicevano che il livello di assistenza territoriale doveva reggersi su strutture di ricovero intermedie, cioè quelle strutture che facessero un po' da cerniera tra l'ospedale e il domicilio, e attraverso le cosiddette, che io reputo una struttura importante, fondamentale, la medicina di gruppo integrata. Andiamo avanti. Sembrava una rivoluzione epocale quella di aver finalmente, dalla 833, la 833 dice, sono passati 36 anni, che l'assistenza doveva essere fatta anche sul territorio, non attraverso dei semplici contenitori che si chiamano distretti sociosanitari, ma attraverso un servizio capace di garantire assistenza 24 ore su 24. Quindi anche qui la presa in carico del paziente, attiva 24 ore su 7 giorni su 7 e sviluppata in ogni azienda a uso attraverso le medicine di gruppo integrate, attraverso l'assistenza funzionale territoriale. Quali sono i cardini soprattutto delle strutture di ricovero intermedie? L'ospedale di comunità, l'unità riabilitativa territoriale e l'hospice per le patologie oncologiche. Andiamo avanti. Quindi ad oggi noi cosa registriamo? Che nessuna nuova struttura di ricovero intermedio è stata attivata. Nessuna di quelle già esistenti, perché noi abbiamo bisogno che la struttura di ricovero intermedio risponda ad un protocollo sanitario che la stessa Regione ha deliberato il 24 di dicembre di 3 anni fa, anzi 2 anni fa, 2012, attraverso un protocollo sanitario, attraverso un organico di personale polifunzionale. Ad oggi nessuna di queste è stata attivata, ci sono dei posti letto per cui il vecchietto che non può andare a domicilio viene sbattuto in una struttura e là ci resta finché si è capaci di portarlo al proprio domicilio. Andiamo avanti. E come vedete, gli organici per l'ospedale di comunità, questo deve essere l'organico. Per l'unità riabilitativa territoriale, come sopra, anziché un fisiokinesi-terapista, due unità. Domanda: se attualmente oggi abbiamo una forte cronica carenza di personale, ma dove lo troviamo questo personale per attivare le strutture di ricovero intermedie? Altra cosa importante, e qui c'è un bel problema secondo me giuridico-legale. Perché? Perché per quanto riguarda l'ospedale di comunità, dopo il 31esimo giorno di ricovero, la quota alberghiera è a carico dell'utente. Allora mi domando, ma nel momento in cui l'utente sta nell'ospedale di comunità, questo rientra nell'IDEA oppure è un qualche cosa suppletivo per cui l'utente deve compartecipare alla spesa alberghiera? Ma non solo, anche ai ticket. Per cui se io sono in ospedale di comunità e vado a fare una visita fisiatra, mi devo pagare anche il ticket. E peggio ancora, nelle unità riabilitative territoriali, dove il costo alberghiero è a carico dell'utente fin dal primo giorno, addirittura fanno firmare o dall'utente o dai familiari una carta in cui loro garantiscono il pagamento di questo tipo di ricovero. Andiamo avanti. L'altra questione è le medicine di gruppo integrate. Sappiamo che sono team multiprofessionali proprio per la opportuna e giusta integrazione socio-sanitaria.
assistenza 24 su 24, 7 giorni su 7. Andiamo avanti. Morale della favola è che oggi è tutto fermo, quindi queste cose non le denuncio io, le denunciano i medici di medicina generale, che di fatto non sono riusciti, non so se per colpa della regione o per colpa loro, a fare l'accordo per far partire le medicine di gruppo integrato. Andiamo avanti, sempre un altro articolo, questo è del presidente dell'ordine dei medici regionale Scassora, non è uno di destra, è uno di sinistra. Anche lui dice: senza soldi le medicine di gruppo integrate non partono. Andiamo avanti. Il problema qual è? Il problema, come diceva Cecconi, in virtù della riduzione del finanziamento, Zaia adesso scarica la colpa al governo centrale, perché per fare quel tipo di accordo con i medici di medicina generale occorrono circa 180 milioni all'anno, per cui ci siamo rispetto ai 150 di cui si parla in questi giorni. Allora, per non entrare negli sprechi dei project financing, l'intassamento dei pronto soccorso è uno spreco o no? E infatti io ho voluto prendere l'ospedale di Mestre, ma la situazione è uguale per tutti gli ospedali del Veneto, dove i codici bianco ammontano qui in questo caso al 56,35%, e noi potremmo evitare l'intassamento, soprattutto il sabato e la domenica, se finalmente partissero le medicine di gruppo integrate. Andiamo avanti. No, è saltato una... Ecco, qui c'è l'articolo dell'altro giorno dove Zaia denuncia questo. Poi il 16 ci dovrebbero, così mi diceva il direttore generale dell'Auso 12, dovrebbero fare l'accordo in regione, non so con quali soldi, però loro garantiscono che l'accordo con i medici di base si fa. Ultima slide. Questa è un'altra delle cose che dovremmo pensarci. Abbiamo formato comitati, movimenti sulla questione dell'ospedale, a difesa dell'ospedale, qualche volta anche a difesa dell'assistenza territoriale, però non è possibile che ad Adria il 23 settembre sia successa quella strage. Ci sono stati 4 morti sul lavoro perché un camion aveva scaricato dell'acido solforico in una vasca di decantazione che non doveva contenere un altro elemento chimico. La combinazione tra l'acido solforico e l'altro elemento chimico della vasca, probabilmente per rifiuti tossici, all'aperto, non a chiuso, non nella stiva di una nave, ha prodotto 4 morti. Il quinto si è salvato perché ha avuto la capacità, brillante idea, di andare in ufficio e prendersi una mascherina da costo di 30 euro e salvarsi la vita. Questo a dire che cosa? Che noi dovremmo avere particolare attenzione anche nel rivendicare un potenziamento dei servizi della prevenzione, dove uno di questi è proprio relativo alla tutela e sicurezza del mondo del lavoro. Questi sono i punti che secondo me meritano attenzione per far sì che ci possa essere quel famoso salto di qualità da parte dei movimenti. Grazie.